Ci troviamo in via Verrazzano, una via storica di Palma di Montechiaro. Da 40 anni i cittadini attendevano le opere di urbanizzazione. Oggi siamo qui con il sindaco Castellino, come annunciato nella precedente conferenza stampa di qualche giorno fa, al via i lavori di urbanizzazione e la posa della prima pietra. Oggi è un momento che oserei dire storico. L'emozione è difficile da contenere perché dopo tantissimi anni questo quartiere finalmente riceverà quelle opere di urbanizzazione primarie che in un mondo normale, in un mondo che funzionano, dovevano essere realizzate circa 40 anni fa. 40 anni, non stiamo scherzando, ma parliamo ben di 40 anni. Nella mia ultima campagna elettorale, quando sono venuto a fare qui il porta a porta o a comiziare, da persona che qui ha fatto diverse campagne elettorali da ragazzino, non mi sono neanche permesso di nominare questo intervento, ma ho preso un impegno con me stesso e con la mia squadra che vedete in parte qui presente. Questi lavori si dovevano fare ed era un impegno che avevamo preso prima con noi stessi e poi con Dio, perché poi alla fine è il grande di tutti i nostri disegni. E dopo aver preso quell'impegno, oggi con grande emozione siamo tutti qui per fare la posa della prima pietra di quei lavori così tanto attesi da una comunità che chiede solamente di avere quello che merita, la dignità che è il principio cardine su cui si basa poi il vivere di tutti i giorni. La dignità può essere umana e quella non ce la può toccare nessuno, ma la dignità di comunità in questo quartiere non esisteva, come si può vedere benissimo nello stato della viabilità che abbiamo. Oggi con la posa della prima pietra si compie un passaggio storico, iniziano i lavori di urbanizzazione di un quartiere che finalmente potrà dotarsi di quelle infrastrutture necessarie per vivere in maniera dignitosa e in maniera civile e decente rispetto alla propria abitazione e al luogo in cui loro sono. Era il 1994, il sindaco oggi, all'epoca ero un quindicenne che faceva la sua prima campagna elettorale, non avevo mai visitato questo quartiere perché vivevo in un altro quartiere della città. Quando venni qui mi resi conto dello stato in cui viveva il quartiere, ma ero giovanissimo, quindicenne, ancora studente liceale, e dissi tra me e me: se un giorno avrò l'onore di ricoprire la carica di sindaco, sarà una delle cose che vorrò realizzare subito. Sono passati 2 anni dal mio insediamento e con orgoglio siamo qui per dare la posa alla prima pietra. Io ho sperato tanto che il sindaco facesse le strade, finalmente si è risolto il problema e gli dico grazie a Castellino per tutto quello che sta facendo per Palma di Montechiaro. Grazie signora. Abbastanza, finalmente dopo tanti anni riusciamo a vedere qualcosa di sistemato. Perché chi viene di fuori, io abito all'estero e quindi chi viene qua dice, porto anche amici, dice ma dove abitiamo? Meno male, almeno le cose si stanno sistemando finalmente. Da più di 30 anni non abbiamo avuto mai una risorsa come questa che c'è prevista e speriamo che vada tutto a buon fine.